Grazie innanzitutto dell'invito, grazie all'amministrazione che ci ha ospitati, che ci ha dato molta fiducia anche con l'osservatorio, che già da qualche mese ha cominciato a produrre i suoi piccoli risultati, anche diciamo, il rapporto ecomafia. La parte vera del rapporto ecomafia è stata scritta insieme a Gianni, insieme a Gigi, ed è sicuramente una delle parti più approfondite del rapporto ecomafia, quindi questo può portare anche ai risultati di cui parlava prima l'assessore, per cui i numeri possono essere anche più alti, che diciamo, sia i numeri che le storie raccontate non possono che dimostrare del fatto che una maggiore capacità repressiva di controllo del territorio a livello regionale, così come una maggiore attenzione da parte di chi controlla il territorio, non parlo soltanto delle forze dell'ordine. Rispondendo alla sua domanda che aveva fatto in base diciamo, alla classifica provinciale del ciclo dei rifiuti, sicuramente i nostri dati sono i dati che derivano da tutte le forze dell'ordine e riguardano in questa fattispecie dei rifiuti tutto diciamo, il complesso circuito dei rifiuti, quindi sia dei rifiuti solidi urbani che i rifiuti speciali. E noi ricordiamo che i rifiuti speciali sono circa l'80% della produzione complessiva, quindi sono una parte assai significativa, peraltro sono lasciate al libero mercato, quindi è chiaro che qui si annidano diciamo, gli interessi più pericolosi, le situazioni di legalità che vengono raccontate nel rapporto, che non fa nient'altro che tirare, cercare di comunicare quanto viene fatto di positivo da parte delle forze dell'ordine. Quindi sicuramente questo è un primo elemento, quindi si tratta dell'illegalità che riguarda il ciclo dei rifiuti, considerando sia i rifiuti urbani che quelli speciali. Per quanto riguarda la tipologia di reati, parliamo di reati penali, quindi non anche di reati amministrativi, anche se sappiamo che nel campo ambientale in genere, cioè nel campo del discorso dei rifiuti al ciclo del cemento, eccetera, quando si parla di reati ambientali parliamo di reati che sono sì penali, ma che diciamo che sono rappresentati sostanzialmente da fattispecie di tipo contravvenzionale, che hanno una scarsa capacità di repressione, che hanno una scarsa capacità di deterrenza, che non incidono significativamente nelle attività di contrasto, non danno strumenti adeguati a chi ogni giorno si deve confrontare con questo ordine di problemi. Andando insomma a raccontare invece in generale il rapporto ecomafia, questa è la 19ª edizione del rapporto ecomafia che produce Legambieti, 19 edizioni sono tante e non ci stanchiamo mai di scrivere e di raccontare la parte peggiore del nostro paese. Il rapporto ecomafia, ci tengo a precisare, non è un cahier de tolleranze, non è un elenco diciamo, di situazioni negative che sono accadute. Il rapporto ecomafia serve sì per raccontare quanto di devastante, di criminale avviene sui nostri territori, ma anche per valorizzare chi ogni giorno si confronta con questo tipo di fenomeni. Quindi sicuramente il nostro rapporto ecomafia non fa altro che raccontare le inchieste, le indagini, tutte le forze dell'ordine, tutti i magistrati che coordinano le indagini. Quindi questo è un primo elemento. Il rapporto ecomafia quindi è uno strumento di analisi, di denunce, l'unico che si fa in Italia e l'unico che si fa nel mondo. Non siamo particolarmente orgogliosi di questo, perché vorremmo diciamo, esportare, in qualche modo contaminare altri paesi su questa rotta, perché siamo convinti, senza bisogno di citare Sant'Agostino, che per, come dire, comunque c'è la verità, c'è la speranza, l'unico modo per affrontare efficacemente questo fenomeno è quello innanzitutto di fotografarlo più oggettivamente possibile. I numeri del rapporto ecomafia, ripeto, sono numeri che arrivano da tutte le forze dell'ordine e degli altri organi di polizia giudiziaria, quindi comprese le polizie provinciali e le agenzie delle dogane. Sono numeri che vengono ogni anno faticosamente raccolti e rielaborati e che servono come bussola, insomma, in qualche modo per orientarci nel magma dell'illegalità ambientale, ma non è sicuramente esaustivo del fenomeno, e lo sappiamo benissimo, perché parliamo di reati accertati, quindi significa che sono stati commessi, ma ci saranno anche chi li ha accertati questi reati, con l'ovvio paradosso. Possiamo parlare di paradosso che in molte realtà dove c'è un'attività repressiva molto consistente, dove le istituzioni si coordinano bene, i numeri sono spesso molto alti. Questo significa che appunto c'è una capacità di controllo e di repressione di questo fenomeno abbastanza elevata. Il rapporto ecomafia, ripeto, non è soltanto uno strumento di analisi, di denuncia, ma anche uno strumento che ci consente ogni anno di fotografare un fenomeno per chiedere risposta alle istituzioni. Come accennavo prima, ancora ci confrontiamo con la legislazione ambientale che è carente sotto ogni punto di vista, quindi sin dalla prima edizione del rapporto ecomafia noi vediamo che nel codice penale, così come c'è un titolo che prevede diciamo, tutela del patrimonio, si tutela il patrimonio ambientale e gli ecosistemi. Quindi chiediamo da 19 anni che nel nostro codice penale siano inseriti definitivamente i delitti contro l'ambiente. Quindi questo
è la prima richiesta che facciamo insistentemente da quasi 20 anni, però fino ad oggi non abbiamo avuto risposta. Così come chiediamo la semplificazione delle normative, così come chiediamo di porre in essere quella che, senza usare retorica, definiamo un sistema di legalità organizzata, ossia di chiamare a conto tutte le forze sane di questo Paese per affrontare un fenomeno che è così articolato e che è un fenomeno essenzialmente economico. Io lo voglio fare breve senza raccontare tutti i dati, vi dico semplicemente che soltanto nel 2011 soltanto di reati penali sono stati accertati ben 33.817 reati penali, che significa qualcosa come 93 reati penali accertati al giorno, quasi 4 reati penali accertati ogni ora, con una triplicazione di reati accertati nell'agroalimentare, perché quando parliamo di reati alimentari non parliamo soltanto di rifiuti e di cemento, ma parliamo anche di ragazzi animali, parliamo di archeomafia, parliamo di incendi boschivi, parliamo di agromafia, quindi un aumento vertiginoso di reati accertati che riguardano l'intero Paese e quindi non soltanto, come una certa puntata ci vuole raccontare, riguardano soltanto le regioni del sud, per fatturare qualcosa che abbiamo stimato ogni anno intorno ai 20 miliardi di euro. Quest'anno il business Telecomati è di 16,5 miliardi di euro, ma semplicemente perché sono diminuiti gli investimenti in opere pubbliche a rischio delle 4 regionali tradizionali presenza mafiosa, perché il mercato illegale, propriamente detto, cioè quello che riguarda il ciclo illegale dei rifiuti, il ciclo illegale del cemento, il ragazzi, gli animali, l'archeomafia, è rimasto praticamente, sostanzialmente stabile. Quindi parliamo di un fenomeno tipicamente economico, quindi di un'economia di rapina che si basa su una sorta di, come dire, privatizzazione del bene collettivo, che è l'ambiente a scopi di lucro. Quindi non parliamo soltanto di ambiente, di tutela ambientale, di salute pubblica, ma anche di economia. Quello che stiamo assistendo, che diciamo negli ultimi anni, quello che il rapporto mafia ha provato a dimostrare quest'anno, è sicuramente una internazionalizzazione dei reati ambientali, soprattutto per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti. Noi arriviamo in questo apparente paradosso, cioè abbiamo le industrie di riciclo, le industrie che si occupano di riciclare materia prima, che hanno i magazzini vuoti, perché i rifiuti, soprattutto quelli costituiti da carta, da plastica, da vetro, da metalli ferrosi o i cosiddetti waste, prendono le vie illegali e finiscono in giro per il mondo, anche dai porti di Venezia. Le inchieste passate lo hanno dimostrato. Così come hanno dimostrato che una volta che aumentano i controlli nei porti, a seconda dei casi, nei porti italiani, vediamo allo stesso modo come i flussi deviano in altri porti, possibilmente anche diciamo, oltre confine. Quindi parliamo di una seria pratica economica che dovrebbe essere affrontata con la consapevolezza che tutelare l'ambiente e tutelare l'economia sana di questo Paese passa attraverso anche una forte attività repressiva per quanto riguarda il ciclo illegale dei rifiuti. L'ultima nota a livello nazionale riguarda il ciclo illegale del cemento. Noi ogni anno facciamo fatica ad accettare insomma, che ancora nel 2012 parliamo di un abusivismo edilizio che è strisciante, che riguarda tutte le regioni d'Italia, cioè al sud le situazioni sono più eclatanti, più avvicinate, ma anche nel Veneto assistiamo a fenomeni di abusivismo edilizio dilagante. Secondo le stime del rapporto Ecomafia nel 2011 sono sorte 28.509 case abusive, un dato assolutamente incredibile, con più di 6.000 infrazioni penali accertate, cioè reati ogni giorno accertati nel ciclo illegale del cemento, dove la fa da padrona soprattutto la corruzione strisciante, dilagante, che vale più di 60 milioni di euro l'anno, secondo la Corte dei Conti, ma è una corruzione che si applica soprattutto per quanto riguarda il ciclo illegale del cemento e lo scioglimento di 18 comuni. Sono nei primi 6 mesi del 2012, la dice appunto, scioglimento di 18 amministrazioni per infiltrazione mafiose, di cui alcune di queste, anche nella regione del nord Italia, in particolare in Piemonte e Liguria, dimostra come il fenomeno della corruttela e della penetrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso nel ciclo dei rifiuti e in particolare nel ciclo del cemento sia ormai una cosa fatta, non può essere negata da nessuno.
Per quanto, scendendo un po' più diciamo, nel dettaglio regionale, il Veneto è sicuramente una regione che, come dire, porta in sé tutte le caratteristiche della criminalità ambientale di oggi. Nel ciclo del cemento, sicuramente come la denuncia arriva da ogni autorità investigativa, c'è il rischio forte della penetrazione della criminalità organizzata, mafiosa, sia negli appalti che nei subappalti, attraverso anche attività di riciclaggio nello sporco che avviene soprattutto nel campo immobiliare. Questo, insomma, la denuncia arriva sia dalla DIA che dalla Direzione Nazionale Antimafia. I soggetti che controllano le ditte che si occupano di cantieri, di costruzione sono svariati e diciamo che le indagini stanno man mano svelando pezzo per pezzo le compromissioni anche diciamo, di una parte del mondo imprenditoriale locale con personaggi legati a fil doppio con la criminalità organizzata, soprattutto calabrese e campana. Ma dicevo appunto prima la corruzione, anche la corruzione in Veneto nel campo del cemento è un vero e proprio problema. Pensate che, diciamo, riprendendo le parole del Presidente della Corte d'Appello di Venezia, per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2012, Vittorio Rossi, lui non fa altro che non parlare di aumento dei numeri legati alla corruzione, con una crescita esponenziale addirittura dei reati che riguardano il peculato, più 77,1%, di corruzione 32,6% e concussione più 17,5%, con numerosi casi di corruzione che sono finiti poi nelle atti processuali, nei processi, adesso anche sentenze di primo grado, no? Voi le conoscete meglio di me, quindi non vi racconto i nomi, li conoscete meglio di me, diversi casi di corruzione, anche un caso riguarda un funzionario della regione per quanto riguarda la questione del stavo delle dimore storiche, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente il ciclo del cemento è un settore dove il rischio principale sono la criminalità, il rischio di penetrazione della criminalità organizzata e mafiosa e la corruzione. Nel ciclo dei rifiuti il Veneto si conferma come ogni anno una delle regioni dove le aziende venete hanno da sempre alimentato i circuiti illegali che hanno capo purtroppo anche con personaggi legati alla criminalità campana. Quindi sono, diciamo, sin dalle prime indagini sulle ecomafie campane, ricordo la Cassiopea, Delfi, l'inchiesta Pennida, l'inchiesta Udini, anche se nella Udini non c'è un spesso collegamento alla criminalità organizzata, però tutte queste inchieste hanno sempre provato come uno dei canali di rifornimento delle ecomafie campane fossero proprio i rifiuti provenienti dalle aziende del Veneto. In questo territorio, vedete però, questo è sempre detto, che non ci sono soltanto ombre, ci sono anche luci, la fortuna di avere anche chi indaga particolarmente bene in questo territorio, in particolare il pubblico ministero Giorgio Cava, cioè il nostro rapporto è, come dire, pieno di riferimenti all'attività investigativa di Giorgio Cava, che non soltanto fa le indagini, le chiude e fa arrivare anche i processi. Quindi la Udini, ad esempio, l'inchiesta del 2004 riguardava proprio il classico modello di smaltimento legale di rifiuti che dal nord Italia, quindi dal Veneto in particolare, finivano nelle discariche abusive della Campania di altre regioni d'Italia. È arrivato, questa è la prima inchiesta di traffico organizzato di rifiuti, che è arrivata a sentenza definitiva in Cassazione, quindi il primo caso di sentenza chiusa a tutti e tre i gradi. Ma ci sono anche le inchieste mercanti di rifiuti, ad esempio, che invece sono a rischio di prescrizione, dovrebbero prescriversi ad agosto. Questo, diciamo, è una di quelle inchieste più importanti che ha fatto Cava, ma per una serie di problemi di notifica il rischio della prescrizione. Quindi, diciamo, anche qua bisogna tenere alta attenzione. Ovviamente non è un problema che possiamo porre in questi termini, però visto che è un'indagine che ha provato, che è già arrivata a sentenze di primo grado e che ha accertato che i rifiuti tossici venivano scaricati, venivano impastati nei materiali che servivano a costruire infrastrutture pubbliche, con sentenze già di condanna, in primo grado rischia di venire prescritta. Ma quello che abbiamo raccontato nel campo di rifiuti nella Corte Ecomafia qualche mese fa è stato superato dai fatti di cronaca. Infatti due delle inchieste che accennavamo, i due dei personaggi che accennavamo, mi riferisco in particolare all'inchiesta di Gavioli e di Caccaro, quell'inchiesta dell'aprile 2011
si chiamava Ferrari Comeback, che in quest'ultima l'inchiesta parla appunto di un soggetto che risulterebbe, secondo le indagini, essere prestanome addirittura di Cipriano Chianese. Cipriano Chianese che è uno degli inventori dell'ecomafia in Campania ed è quello che viene definito dalla RIA il ministro dei rifiuti dei casalesi. Quindi, secondo questa inchiesta un imprenditore veneto era il prestanome di un soggetto come Cipriano Chianese, ma l'inchiesta è andata avanti, c'è un'altra inchiesta che invece riguarda sempre lo stesso personaggio per false fatturazioni, riciclaggio, eccetera. Ed è anche qui che è scattata un'inchiesta che riguarda la PPA, l'inchiesta nell'ambiente, che prova, che dimostra la finanziarizzazione del ciclo legale dei rifiuti. Quindi il ciclo legale dei rifiuti che consente di accumulare grosse risorse economiche attraverso lo smaltimento illegale, attraverso l'utilizzo di rifiuti impastati con i materiali necessari per fare le opere pubbliche, ma i rifiuti possono costituire anche uno strumento per drenare risorse in cui i rifiuti finiscono in delle aziende con sede in conti in paradisi fiscali e i profitti invece nelle belle company dove falliscono e vengono truffati i territori. Quindi questa inchiesta ha dimostrato appunto la capacità anche finanziaria, economica, finanziaria di imprenditori che nel ciclo legale dei rifiuti riescono a fare anche questo, riescono a accumulare soldi illecitamente, esportarli all'estero e lasciare sul territorio soltanto debiti e soltanto aziende in fallimento. Io chiuderei qui questa prima panoramica per lasciare spazio alle domande, soprattutto agli interventi degli ospiti. Magari se ci sono domande sono a disposizione.